I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato 7 persone presunte affiliate alla cosca Mammoliti di San Luca per associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e rapina. Secondo le indagini della DDA, la cosca si sarebbe infiltrata nella gestione dei lavori per la metanizzazione di San Luca, condotti da una ditta privata. L'indagine è partita dall'incendio di un autocarro della Metangas, società che gestisce la conduzione del gas metano a San Luca. Il boss dell''ndrangheta Antonio Pelle, 49 anni, detto la mamma, ritenuto il capoclan dei Pelle Vottari di San Luca, è fuggito ieri sera dall'ospedale di Locri, dove era ricoverato da 5 giorni. Pelle, uno dei protagonisti principali della faida di San Luca, era stato condannato a 13 anni per associazione mafiosa e arrestato il 15 ottobre 2008 dopo oltre un anno di latitanza. Il boss non era piantonato ma sottoposto a controlli in vari momenti della giornata. È stato fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio Damiano Bevilacqua, 47 anni. L'uomo è accusato di essere il responsabile dell'accoltellamento avvenuto martedì a Crotone dell'imprenditore cutrese EC, 64 anni. Bevilacqua, componente della comunità rom locale, quando è stato rintracciato, presentava diverse scoriazioni, frutto della colluttazione con la vittima. Si è tenuto stamattina a Crotone un convegno promosso dall'Unipol per presentare il bilancio di sostenibilità 2010. Legalità, lavoro e sviluppo, le parole d'ordine. Il gruppo Unipol sosterrà con circa 250.000 euro la nascita della cooperativa Libera Terra Crotone, che gestirà circa 100 ettari di terreno confiscati al clan degli Arena. All'incontro presente il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti. La versione finale del Libro Verde è stata presentata stamattina al Teatro Politeama di Catanzaro durante un incontro con tutti i dirigenti scolastici per fornire le linee di indirizzo di politica scolastica da attuare nel corso dell'anno scolastico. Grazie al Libro Verde, la Regione Calabria ha reso pubblica e trasparente la pianificazione dei fondi regionali, nazionali ed europei indirizzati alla scuola calabrese, condividendo le politiche di programmazione fino al 2015.